Eccellenza Liguria, al Ferrando la Genova Calcio ospita il Busalla, biancorossi terzi a 5 punti dalla vetta che vogliono insinuarsi nella lotta a due fra Riva Lorese e Vado per la promozione diretta. Biancoblu che invece cercano punti fuori casa per chiudere il campionato sereni senza l'ansia play-out. Partita a ritmi distesi, la prima occasione utile è di Liguori che tenta la conclusione da posizione defilata di poco fuori. Occasione per il Busalla che non si sta facendo mettere sotto, anzi alla mezz'ora da calcio piazzato Compagnone serve l'assist per Cotellessa che stacca di testa ma non riesce a inquadrare la porta. Andiamo con le immagini alla seconda frazione. Inizia subito forte la Genova con la corsa sulla fascia di De Martini che impegna subito il numero 1 del Busalla, padroni di casa che sembrano aver cambiato marcia. Arriva infatti subito il gol per i genovesi con il tiro di potenza di Dotto che si fa trovare smarcato e trafigge il portiere davanti a lui. 1-0 e partita che si è accesa. Bellissima conclusione al volo di Parodi 2 minuti dopo, sfera che sfiora il palo, Genova ancora in avanti. Passano 10 minuti e il Busalla agguanta il pareggio, uscita di Dondero giudicata irregolare dal direttore di gara che fischia la massima punizione, a trasformare Compagnone che riporta l'equilibrio per i suoi. Reazione della Genova immediata che prova con Liguori a ritrovare il vantaggio, conclusione murata dal portiere in uscita. 2 minuti dopo la Genova con il piazzato di Giambarresi per Parodi, lasciato solo, sfera di poco alta, giudicata però in offside. Di nuovo Busalla, lo basce, servito bene, riesce a girarsi e a trovare il tiro. Dondero è attento qui e blocca. Occasione clamorosa a pochi minuti dalla fine, cross al centro deviata da De Martini in tuffo, parata del portiere, tap-in di Liguori che non riesce a dare la marcatura per i suoi. Azione da Moviola nell'area della Genova, cade un uomo del Busalla, l'arbitro non fischia. Ultimo minuto di recupero, occasionissima per i bianco-blu con Lobascio che guida il contropiede solitario. Il difensore è bravo qui nell'1 contro 1 e non lo lascia tirare subito. Numero 9 che ritarda la conclusione e si fa parare il tiro. Finisce 1-1 fra Genova Calcio e Busalla, risultato tutto sommato giusto per quanto visto nei due tempi.